Buonasera a tutti, nuova puntata del Visione del Vivaio Sperimentale del Centro Po di Tramontana. Qui che vi parla è il dottor Franco Tosini, responsabile del centro. Questa sera ho voluto proprio farvi vedere, siamo a 10 minuti alle 7, proprio l'effetto della colorazione a LED rossa e blu. Questa colorazione viola, a dire il vero sembra essere in discoteca, ma in realtà stiamo soltanto arricchendo la luce solare, verrà spenta a breve, solo per farvi vedere durante il giorno. Qui alla nostra destra abbiamo un tunnelino dove sono stati messi i semi a nascere del peperone, prova varietà di peperone. Alla sinistra abbiamo messo il selvatico, Solanum torvum, che viene utilizzato come piede resistente per la melanzana. In questo caso la prova specifica è prova varietà di melanzana lunga e ovale. Se passiamo al settore A1, dall'1 passiamo alla 2, da 21 gradi passiamo a 14 gradi, siamo in una fase di accrescimento barra ambientamento delle piantine di pomodoro, quelle che la settimana scorsa vi avevo spiegato, prova varietale e prova di portinnesti. Come vedete le piantine stanno differenziando le prime foglie vere. In questo caso vi sto inquadrando tutte le diverse varietà di portinnesti, mentre alla destra ci sono le prove varietali. Che differenza c'è? Praticamente il portinnesto viene valutato la sua resistenza nel determinare, nel formare, nell'accrescere, nel poi portare a fruttificazione la determinata varietà che vogliamo, e andrà testato per le sue resistenze e tolleranze. Mentre per quanto riguarda le varietà, sono circa una trentina di pomodoro cuori di bue tipologia albenga, verranno viste complessivamente che differenza hanno ovviamente sia nel produrre i chilogrammi a metro quadrato. Ricordiamoci che il produttore è pagato a quantità, ma soprattutto a qualità, quindi parliamo di qualità estetica, colorazione, calibro, costolatura, forma. Sostanzialmente sappiamo l'albenga è una tipologia di pera, ok, molto buona da mangiare, e alla fine raccoglieremo tutta una serie di risultati che verranno forniti ai produttori. Finisco qui e vi ricordo sempre che tutte queste prove saranno ovviamente trapiantate, seguite e gestite presso il Centro Po di Tramontana in previsione dei 30 anni di attività di sperimentazione del Centro Sperimentale Po di Tramontana. Arrivederci alla prossima puntata, buona serata a tutti.